Buonasera a tutti, anche oggi molto numerosi vedo. Allora, io oggi faccio le veci di Giuseppina perché lei è stata trattenuta per questioni scolastiche e quindi mi ha detto dai vicepresidente, presenta tu la serata, quindi questo farò. Stasera siamo al nostro quarto appuntamento. Ho il piacere di appunto presentarvi il professor Alessandro Sodu, che ci parlerà di Gonario di Torres, pellegrino in Terra Santa. Io sono molto contenta di questi incontri perché sto imparando un sacco di cose, quindi non vedo l'ora di sentire Alessandro. Grazie Alessandro. Devo ringraziare Silvia, la direttrice del Museo Diocesano. Vabbè Silvia, tu ci ospiti e noi ti ringraziamo perché insomma è una bella cosa. Ciao. Eccoci qua, mi sentite bene? Allora intanto mi scuso per avervi fatto aspettare, in realtà sono arrivato anche molto in anticipo, ma il traffico è incredibile, il traffico di Oristano per tutte le interruzioni, i divieti, eccetera, mi hanno fatto girare come un pellegrino, non in Terra Santa, ma in terra aristanesa. Per cui scusate per questo ritardo, non è mio costume far aspettare le persone. Vi ringrazio per essere così numerosi qua a sentir parlare di una figura molto importante, non perché ne stia parlando io, ma perché è veramente importante della storia della Sardegna, della storia della Sardegna medievale, ma in realtà non è semplicemente un uomo protagonista del Medioevo sardo, ma è un protagonista del suo tempo, dei suoi tempi, a prescindere dal fatto che si trovasse in Sardegna, anche perché Gonario, o Gonario, in realtà ci sono tante grafie con le quali troviamo questo personaggio citato nelle fonti scritte, per cui sono tutte buone, non è che c'è una grafia giusta e una sbagliata. A un certo punto si è scelto Gonario perché è quella standardizzata, quella che è usata di più. Poi lo sappiamo benissimo che noi ancora oggi abbiamo Gonario, il nome Gonario. Io ho degli amici che si chiamano Gonario, per cui ma non si deve offendere nessuno, sono tutte buone le grafie. Ed eccolo qua, ha un nome ma ha anche un cognome, e anche il cognome, come vedete, ha almeno una variante, con una C o con due C. Poi noi in sardo raddoppiamo tutto, quindi non c'è problema, ma in realtà nelle fonti medievali troviamo anche delle varianti del cognome, per esempio con la tipica vocale paragogica, no? Laccono, che poi è diventato anche il cognome Lacconi, vero? Esiste il paese di Lacconi, ma c'è anche il cognome. Io conosco un falegname dalle parti di Sassari, si chiama Lacconi di cognome, per cui dell'Accono, dell'Accano, per cui appunto nelle fonti sono tante le varianti, però alla fine bisogna scegliere una grafia cosiddetta standard, cioè che normalizzi e diventi un po' quella più comune, quella che rende il personaggio più riconoscibile. Ora, di questo giudice o re, la stessa cosa. In questo periodo della storia della Sardegna, che è il periodo dei giudicati, dire giudice o dire re è la stessa cosa. Non sarà così successivamente, perché c'è una prima età dei giudicati e c'è una seconda età dei giudicati. Lui fa parte della prima età dei giudicati, quando i giudici erano chiamati indifferentemente giudici o re, in latino iudices sive reges, ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicevano loro e quelli che si interfacciavano con loro, per cui è un dato di fatto. Giudice o re era la stessa cosa. Poi le cose cambiano e voi
più di chiunque altro sapete che la seconda età dei giudicati ne contiene solo uno di giudicato, qual è? Quello di Arborea. Ma quando c'è soltanto il giudicato di Arborea, i giudici di Arborea avevano smesso di intitolarsi re, ma non perché si sentissero inferiori o ci fosse chissà quale gerarchia, semplicemente perché il titolo di giudice era comunque un titolo importante, direi altisonante, per cui non è che intitolarsi re fosse più importante intitolarsi giudice o viceversa in certi contesti e in certi tempi. Certamente a un certo punto arrivano i catalano-aragonesi e il re è il re di Sardegna, e il giudice di Arborea, come voi tutti sapete, si dichiara vassallo del re di Sardegna, del re d'Aragona che è anche il re di Sardegna, e questo ugualmente non significa diventare una figura di secondo piano, al contrario, diventa un alleato e rimane un fedele alleato per tanto tempo. Però questa è un'altra storia della quale non ci occuperemo. Noi ci occuperemo di un tipico, lo vedremo proprio questa particolarità, di un tipico giudice o re sardo della prima età dei giudicati. Tant'è vero che noi conosciamo abbastanza precisamente la data di nascita e la data di morte, quindi più o meno quella di nascita e sicuramente quella di morte. E questo è già non dico un'eccezione, però è una rarità, non è così frequente avere a disposizione questi dati, quindi noi sappiamo che nasce nel 1114 circa e muore sicuramente nel 1178. Sappiamo che è stato re o giudice appunto di Torres dal 1127 fino al 1154, sappiamo che è stato pellegrino appunto prima in Francia o diciamo sia in Francia che in Terra Santa, perché poi qua c'è il discorso degli itinerari compiuti da Connario. Sappiamo che sicuramente in quel periodo che intercorre, vedete, dalla fine del suo regno 1154 alla sua morte 1178, è stato monaco a Clairvaux, cioè in Francia, come denuncia, no? la grafia Chiaravalle. Vero? Noi conosciamo Clairvaux nella grafia italiana, vero? San Bernardo di Chiaravalle, San Bernard de Clairvaux, e quindi appunto l'abate, il capo diciamo dei cistercensi, di questo ordine cistercense del quale entra a far parte volontariamente Connario e trascorre dentro il monastero o convento, che dir si voglia, di Clairvaux la sua vita fino appunto a morirci. Poi vedremo che cosa succede. È una figura molto conosciuta all'interno del mondo dei monaci cistercensi, al punto che nel XVII secolo, nel 600, quando vengono riscoperti, valorizzati, si cercano tutte le figure più importanti, più rappresentative, addirittura Connario viene beatificato, cioè viene dichiarato santo. Questa santità, questa qualifica di beato, no? Del beato Connario, è però una faccenda tutta interna al mondo dei cistercensi, cioè, come vedremo, non si diffonde un culto di San Connario, in Sardegna perlomeno no, rimane confinata nell'ambito degli studi agiografici, degli studi diciamo relativi ai cistercensi e alle figure più ragguardevoli, più importanti del mondo cistercense. Quindi soltanto a vedere questa prima carrellata uno rimane piuttosto colpito, vero? Una carriera importante. Ed infatti di questa figura si sono occupati in tanti nel corso del tempo, ha attirato molta curiosità e diciamo a partire
partire dagli anni, potremmo dire dagli anni 90, ma in realtà anche prima, però diciamo gli studi più importanti a partire dagli anni 90 del secolo scorso sono quelli di Pinuccia Simbula, che è una vostra cittadina, vero? La professoressa dell'Università di Sassari, mia carissima amica e collega, che aveva dedicato dei saggi, degli articoli abbastanza brevi. Poi addirittura la figura di Gonnario, vedete che è scritto Bonario in questo caso, ma poi all'interno, si vede, adesso qua è troppo piccolo per riuscire a riconoscerlo, sono indicate anche le varianti, niente meno che nel Dizionario biografico degli italiani, cioè una delle opere più importanti dell'enciclopedia Treccani, vero? Dell'Istituto Italiano dell'Enciclopedia, cioè quella che conosciamo come la Treccani, tra tutte le varie opere c'è il dizionario, c'è l'enciclopedia dantesca, c'è il dizionario biografico degli italiani, dove ci sono le figure più importanti della storia d'Italia. Ecco, e all'interno di quest'opera così importante c'è una voce, Gonnario di Torres, curata da Mauro Ronzani. Chi è Mauro Ronzani? È un collega di Pisa, dell'Università di Pisa, un docente di storia medievale. E uno si domanda, perché dell'Università di Pisa? Perché tra le tante cose Gonnario ha avuto molti rapporti, direi decisivi, con la città di Pisa. Quindi la storia medievale di Pisa, e lo sapete benissimo anche voi qua a Oristano, e la storia medievale della Sardegna sono fortemente intrecciate. Anzi, possiamo dire che sia la vicenda del giudicato di Torres, sia la vicenda del giudicato di Arborea, per tanti secoli è stata legata a doppia mandata a Pisa. Poi qualche anno fa, ormai sono passati effettivamente un po' di anni, Gabriele Colombini, che è uno studioso, credo che si fosse sposato o a Oristano o a Cagliari, insomma, per ragioni familiari, insomma, si è appassionato di storia sarda e ha scritto questo libretto intitolato Gonario, vedete che qua c'è scritto Gonario II di Torres, il re, il monaco e il guerriero. E già vi dovrebbe incuriosire questa cosa, ma come Gonario II? Ma allora c'è stato anche un Gonario I. Questo però è un residuo della vecchia storiografia, dei vecchi studi, cioè quando le genealogie dei giudici non erano state del tutto chiarite, per cui si trascinava, pensate un po', dalla fine del Cinquecento, dagli studi di Giovanni Francesco Fara, una serie cronologica dei giudici per cui si pensava che fosse esistito un Gonnario Comitta leggendario che avesse preceduto il nostro Gonnario. In realtà gli studi, soprattutto del professor Turtas, Raimondo Turtas, storico insigne, storico della Chiesa, e non solo, medievista, modernista, insomma un luminare, hanno chiarito definitivamente che questa figura di leggendaria appunto di Gonnario Comitta era il frutto di un equivoco per così dire storiografico, e l'unico, e poi vedremo che è importante, l'unico Gonnario realmente esistito tra tutti i giudici, non soltanto di Torres ma tra tutti i giudicati, è il nostro, per cui in realtà lo sapeva anche Gabriele Colombini, però quando ha pubblicato questo libro aveva seguito, diciamo, quelle che erano le indicazioni più diffuse, quelle ufficiali, diciamo, no? E ancora oggi, se andate a fare così un viaggio nei siti internet, no? Sul web, su Google, troverete delle notizie un po' discordanti, no? Perché appunto il compito dello storico è quello di vedere che cosa è stato scritto, no? La storia degli studi, lo stato dell'arte, e cercare di rimettere ordine, no? E tentare di sanare anche queste contraddizioni, queste incoerenze. E come si fa? Si fa andando a riguardare le fonti, cioè si torna indietro, quindi si leggono le cose che hanno scritto altri studiosi, si verificano le fonti, se ne cercano di altre e si cerca di chiarire, di dare il proprio contributo. Naturalmente questi studi, anche se sono più vecchi, diciamo, non sono del tutto superati, hanno scritto cose importantissime, però su alcuni punti occorre fare
delle rettifiche, dei chiarimenti. Ecco perché non bisogna pensare che sia sufficiente andare su Google per avere delle informazioni, scrivere gonario e pensare che, come la pesca miracolosa, il primo risultato possa risolvere soddisfare le nostre curiosità. La ricerca storica è spesso una ricerca problematica, quindi anziché dare soluzioni pone problemi, pone interrogativi. Il che non vuol dire che non ci siano dei punti fermi, e oggi tenteremo di così affrontare alcuni aspetti. Naturalmente lo faremo in un tempo limitato, ma serve soprattutto per darvi un'idea e farvi appassionare a questa figura così importante. Perché me ne sono occupato? Voi vi domanderete, ma perché sta venendo a parlarci di Gonario di Torres? Perché tutto è nato, vedete qua la data, non so se riuscite a leggere, 2016. Nel 2016 è stato fatto un convegno a Sindia, sapete Sindia vicino a Bosa. Non è un caso, questo convegno è si era svolto in un paese, in un territorio che è interessato dalla vicenda di Gonario, quindi non è un caso. Però in questo convegno si è parlato anche di preistoria, protostoria, età romana, insomma, tra gli organizzatori c'era il professor Mastino, quindi potete immaginare Attilio Mastino, grande storico romano, umanista, insomma, tutte le epoche sono state toccate fino anche all'età moderna. Ecco, nell'ambito di questo convegno mi è stato affidato, ora non mi ricordo se fosse stato affidato o se io avessi scelto questo tema, e avevo dato il titolo al mio intervento Il Re Santo, proprio per quella questione del beato Gonario. Il Re Santo Gonario dell'Acqua, un giudice di Torres. Bene, quando viene assegnato un tema per un convegno, uno poi comincia a studiare, a preparare la propria relazione, e quindi io poi ho svolto la mia relazione, e a distanza di mesi, quando si fanno i convegni, vengono chiesti i contributi per gli atti, per stampare il libro. E quindi tra il convegno e poi gli atti del convegno, che sono stati pubblicati dall'editore Delfino, il titolo del mio intervento è cambiato, quindi da il Re Santo è diventato un Re Santo col punto di domanda, cioè appunto la questione dei dubbi. Man mano che studiavo questa figura e ricontrollavo tutti i dati, tutta la documentazione, mi sorgevano dei dubbi, e innanzitutto proprio sulla questione della santità. È stato un santo, però poi proveremo a ragionare così, in modo superficiale, su che cosa ci possa essere alla base della santità, vero? Cioè non è che si diventi santi così dall'oggi al domani, vero? Oggi c'è addirittura un processo, da molto tempo c'è un processo, vero? Di beatificazione, di canonizzazione, per cui possono passare anche molti anni, no? E allora io mi sono posto questo problema, quindi ho messo il punto di domanda e poi ho anche posposto, cioè ho aggiunto al titolo appunti per una biografia. Come dire, la materia è molto complicata, stava diventando molto vasta, e quindi ho messo le mani avanti. Questa non è la biografia, ma sono appunti per una biografia, perché appunto uno inizia a lavorare e poi scopre che la materia è molto vasta, è complessa. Poi cosa è successo? E questo è il 2018, quindi siamo partiti dal 2016-2018, poi tutti voi sapete che verso il 19/20 è successo qualcosa, vero, di drammatico, vero? Il Covid, la pandemia, e in questa specie di bolla, di momento così di quasi fantascientifico, abbiamo pensato con l'editore Delfino di dare più rilievo a questo saggio, che è contenuto all'interno di un volumone sugli atti di Sindia, che con tutto il rispetto, tutto l'amore per Sindia, ma chi può andare a cercare il libro degli atti di Sindia, mentre invece
anche dal punto di vista, per così dire, commerciale, la figura di Gonario, abbiamo pensato con l'editore del Filo che potesse meritare una vetrina, no? A sé. Quindi trasformare, visto che era lo stesso editore, ho detto, cosa ne dici se trasformiamo questo saggio, che era comunque un saggio corposo, in un libretto, in un'opera monografica? E lui si è mostrato molto entusiasta, ha detto sì, potrebbe essere addirittura il primo della serie di una collana dedicata a grandi figure maschili e femminili, quindi potremmo dire l'antenato di questo ciclo di conferenze. E per dire, dedicare poi uno ad Adelasia, uno a Eleonora, Mariano II, Mariano IV, insomma tutte le grandi figure. Quindi grande entusiasmo. Quindi abbiamo cominciato a lavorare alla riedizione e alla trasformazione di questo articolo in una monografia, e poi è esploso il Covid, che ha rallentato molto i lavori, però ha anche permesso appunto di fare quegli approfondimenti necessari, e alla fine, diciamo, di questo ulteriore approfondimento è sbucato fuori che non fosse il caso di intitolarlo il Re Santo, neanche un Re Santo, ma piuttosto un Re Sardo, cioè più che santo, sardo, cioè l'elemento che rende tipica, diciamo rappresentativa la figura di Gonario è il fatto di essere un tipico re del XII secolo, cioè del pieno dell'età dei giudicati. Per cui si parla all'interno di questo libercolo, sarebbe questo, si parla anche dell'aspetto della santità, è dedicato una gran parte è dedicata proprio alla verifica delle fonti, alla discussione delle fonti, però il ragionamento è stato proprio quello di focalizzare l'attenzione proprio sulla caratura regia di Gonario, quindi da il Re Santo, un Re Santo, l'etichetta un Re Sardo, ed è una definizione, una focalizzazione che non ha nessun carattere di rivendicazione, per così dire, ideologica, cioè un affermare i giudici sono dei veri re, noi dobbiamo assolutamente, non è questa la finalità, perché, ripeto, la questione se i giudici fossero o meno dei veri re non è in discussione, è in discussione tra alcuni storici, ma nel Medioevo e nel loro periodo non c'era nessuna discussione, quindi è un falso problema, un mito forse addirittura, va bene? Mentre invece la figura di Gonario si inserisce pienamente nel periodo in cui la Sardegna era divisa nei famosi 4 giudicati, che erano 4 regni con storie distinte, con vicende, obiettivi distinti, una storia caratterizzata anche da molte turbolenze tra i giudicati e all'interno dei giudicati. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa età dei giudicati non era l'età dell'oro in cui la Sardegna era felice, in cui eravamo indipendenti, padroni del nostro destino. Non lo si è mai realmente, neanche oggi, vero? Gli stati che pensano di essere sovrani, indipendenti, sono realmente indipendenti, lo sappiamo benissimo, è una finzione, ci sono sempre stati più forti, potenze più forti, e anche allora c'erano delle potenze già forti o che stavano diventando forti, quindi la capacità dei giudici è stata proprio quella di diventare parte di un gioco più grande, cioè l'aspetto interessante della storia dei giudicati non è la loro autonomia o indipendenza, ma il fatto che fossero riusciti a entrare in relazione con un grande numero di attori di primo piano della storia europea e mediterranea, i pisani, i genovesi, i catalani, ma non per fare la guerra, per fare degli accordi commerciali, per fare dei patti di alleanza politica, per finalità culturali,
Gli altri due grandi attori sono il papato, quindi la Chiesa di Roma, e l'impero. Pensate al vostro Barisone d'Arborea, che nel 1164 va a Pavia e si fa incoronare re di Sardegna da Federico Barbarossa, cioè dall'imperatore, uno degli imperatori più famosi, più potenti, vero? Anche se insomma, ha avuto anche delle sfortune, dei piccoli problemi, per quanto una grande figura del suo tempo. Quindi l'aspetto interessante della Sardegna di quel tempo è che era pienamente integrata, partecipe dei grandi movimenti, ancora una volta movimenti commerciali, economici, commerciali, politici, religiosi, perché arrivano i monaci benedettini, soprattutto nel giudicato di Torres, ma anche nel giudicato di Arborea, pensate a Bonarcado, nel giudicato di Cagliari, pensate ai Vittorini, tutta la zona di Cagliari, anche nel giudicato di Gallura. Soprattutto però questa espansione monastica la troviamo soprattutto nel Logudoro, nel giudicato di Torres, va bene? E ci hanno lasciato un'eredità impressionante, no? Questi avvenimenti. Che eredità ci hanno lasciato? Grazie alla ristrutturazione delle diocesi, siamo nel periodo della riforma della Chiesa, abbiamo le nuove cattedrali, queste meraviglie, vero? Pensate a San Gavino, voi che so, amici del Romanico, chi meglio di voi conosce Santa Giusta, insomma, San Nicola di Ottana, Sant'Antioco di Bisarcio, San Pantaleone d'Olianova, cioè è una meraviglia dietro l'altra, cattedrali, ma con i monaci, le abbazie, i priorati, i monasteri, e pensate a Bonarcado, che meraviglia, pensate alla Santissima Trinità di Saccargia. Anche qua, a perdita d'occhio, abbiamo veramente in tutte le parti della Sardegna c'è, potremmo dire, un grande investimento da parte dei giudici, da parte dell'aristocrazia sarda, potremmo dire, in religiosità e cultura, perché comunque i monaci, i vescovi sono i portatori di una cultura, di una corrente anche religiosa, spirituale, e poi soprattutto i vescovi, i monaci, i chierici in genere sono quelli che scrivono, che traducono, che mettono per iscritto la volontà dei giudici e anche i loro affari. E dove troviamo questi affari? Nei condages, vero? Nei registri. E di questi condages ne abbiamo purtroppo non tanti, ma abbastanza per conoscere bene come funzionassero queste signorie monastiche, perché prevalentemente sono condages di monasteri, vero? San Pietro di Silchi, San Nicola di Trullas, Santa Maria di Bonarcado, San Michele di Salvennor, oppure anche di ospedali, San Leonardo di Bosove, cioè latte dolce. E la meraviglia di questi condages è che sono scritti in sardo, quindi c'è una manifestazione precoce dell'uso del volgare. I linguisti, gli storici della lingua, guardano a queste fonti sarde con un interesse che è ancora vivissimo. Io sono bombardato letteralmente da colleghi delle università della penisola che vogliono i condages, vogliono saperne di più, vogliono altre edizioni, vogliono un corpus con tutti i condages, sono affamati di conoscenza sui condages. Per cui è una grande eredità quella che ci è stata lasciata dal periodo dei giudicati, le cattedrali, le abbazie e i condages, come dire, monumenti e documenti, questo abbinamento così forte. E pensate un po' che i condages abbracciano come periodo dall'11° al XIII secolo, cioè il periodo esattamente di durata di esistenza dei giudicati, della prima età giudicale. Quando finiscono, 3 giudicati su 4, non casualmente si finisce di scrivere condages. Come dire che quella stagione era ormai tramontata. Perché? Perché i giudici erano i protettori degli enti ecclesiastici, religiosi, ospedalieri, che redigevano questi condages. Per cui c'è una coincidenza, ci sono tante
coincidenze che sono appunto storiche, nel senso politiche, culturali, religiose, istituzionali, eccetera. In questo periodo, che è appunto quello dei giudicati, però, i giudicati non rimangono uguali a se stessi. I giudicati, proprio per il fatto di entrare in contatto non soltanto con mercanti, con monaci, ma anche con casati aristocratici della Liguria, della Toscana, cominciano anche a intrecciarsi, a imparentarsi, quindi cominciano ad esserci un po' di ibridazioni, oggi diremmo, ovvero tra le famiglie, tra i casati indigeni e quelli di fuori. E uno pensa, vengono e ci conquistano, invece no, si integrano, cioè alcuni casati della Toscana e della Liguria si integrano, cioè si sardizzano, si radicano, va bene? E quindi a un certo punto cosa succede? Che in certi giudicati si ha per, diciamo, concatenazioni, per tutta una serie di circostanze a livello di successione, di dinastie, di passaggi di padre in figlio o di padre in figlia, perché il giudicato, nei giudicati il titolo poteva passare anche alle donne che erano pienamente abilitate a regnare, non ad essere reggenti, a regnare. Quindi potremmo dire, dai casi più antichi a quello più recente, cioè Eleonora, si tratta sempre di regine o giudicesse pienamente legittimate a regnare, quindi non sono portatrici di titolo, non sono reggenti nel frattempo che un uomo, un maschio, per usare le categorie di questo ciclo di conferenze, dovesse diciamo subentrare. No, erano pienamente abilitate. Ecco, in questo gioco, potremmo dire, dinastico, a un certo punto ci sono delle famiglie, dei casati, meglio, aristocratici, che si insediano a capo dei giudicati. Abbiamo i visconti di Pisa, li troviamo sia nel giudicato di Cagliari e poi soprattutto in Gallura. Addirittura in Gallura diventano proprio, si identificano pienamente, completamente. Pensate che l'ultimo giudice di Gallura, Nino Visconti, il famoso gentil Nino della Divina Commedia, viene sepolto in Gallura e nel suo testamento dice di voler essere sepolto laddove erano sepolti i suoi predecessori giudici di Gallura. Incredibile. Però non ci dice dove, ci dice esattamente nello stesso posto, ma non ci specifica dove. Tranne il cuore che viene portato alla chiesa di San Francesco di Lucca, e questo è un dettaglio che aggiunge qualcosa di romanzesco. Mentre invece, proprio qua in Arborea, sapete, i conti di Capraia. I conti di Capraia che diventano giudici di Arborea e si fanno portatori degli interessi del giudicato di Arborea. Quindi anche quando le casate indigene, cioè le casate locali, i De Lacon, i De Serra, sembrano essere, diciamo, provvisoriamente estromesse, in realtà stanno lasciando spazio a esponenti di casate che si sono imparentate con quelle sarde. Potremmo chiamarli giudicati a guida straniera o comunque peninsulare, che però appunto non liquidano, non smantellano il giudicato rimane tale quale. Poi accade qualcosa nel XIII secolo e lo diciamo rapidamente perché altrimenti non riusciremo a parlare di Bonario. Succedono due cose importanti, una a nord, anzi scusate, una a sud e una a nord. A sud i pisani fondano un certo Castel di Castro, cioè la Cagliari pisana, che diventa una specie di cuneo, una specie di enclave pisana all'interno del giudicato e quindi comincia a erodere dall'interno finché poi arriva una spedizione militare che fa fuori il giudicato. E quindi Cagliari finisce così. Nel nord invece Sassari, piano piano, Sassari ha una storia completamente diversa perché è il frutto potremmo dire, dell'incontro di cetti locali e di cetti toscani, liguri, anche corsi, dalla Corsica, per cui è una città che si
trasforma e che diventa progressivamente sempre più importante, diventa una delle capitali del giudicato, e a un certo punto ambisce a diventare comune e quindi potremmo dire rema contro il giudice. Addirittura i sassanesi uccidono il giudice, esattamente come faranno gli oristanesi con Ugone III, vero? Lo buttano dal palazzo in un tumulto, quindi c'è anche questo parallelo. Ecco, Oristano, che ugualmente ha delle ambizioni comunali, non riesce a fare questo salto, questo passaggio, e quindi il giudicato di Arborea in un certo senso resiste perché è più conservativo, è più forte la presa sulle città che pure ci sono, Oristano, Bosa, a un certo punto anche Sassari dell'Arborea. E quindi diciamo che sintetizzando la storia dei giudicati dall'11° al XIII secolo è questa. E naturalmente Golnario però è protagonista di una fase all'interno di questo periodo così lungo e complesso, cioè la storia di Golnario si svolge tutta nel XII secolo. E in questo PowerPoint, che io poi vi lascio e potete anche distribuirlo, così fate un uso diciamo riservato, nel senso che ci sono anche delle immagini anche di documenti di archivio, ed è bene non renderle pubbliche tipo in pagine Facebook e queste cose qua, perché potrebbero esserci problemi con diritti d'autore. E trovate questi elementi di riferimento cronologico, diciamo le tappe essenziali della vita di Golnario, a partire dalla nascita alle vicende che lo portano ad assumere il trono, la corona di re di Torres, il pellegrinaggio o i pellegrinaggi, poi la decisione di farsi monaco e infine la morte. Quindi in realtà qua ho condensato proprio, ho messo gli elementi più importanti, ma se dovessimo parlare di ognuna di queste righe faremmo notte. Invece ci concentriamo sulle cose più importanti. Una delle cose diciamo più curiose, diciamo così, riuscite a vederla bene questa genealogia, è proprio forse c'è un palmo si vede? Una delle cose che sicuramente troverete nei siti internet o anche dalle vostre conoscenze, magari di letture, di vecchie letture, è proprio quello della ascendenza, cioè dell'origine familiare di Golnario. Ma di chi è figlio Golnario? Sicuramente è figlio di Costantino, del giudice Costantino, che è un grande giudice. Costantino di Torres è un grande giudice, molto conosciuto anche fuori dalla Sardegna, molto celebrato, e addirittura anche lui, azzarderei, forse più lui del figlio, in odore di santità. Non aggiungo altro. Questo giudice Costantino, come vedete dai simboletti, no, che si usano quando si fanno le tavole genealogiche, ha avuto potremmo dire, una vita coniugale o comunque delle relazioni abbastanza articolate, per usare un eufemismo. Perché vedete che ha avuto 3 relazioni legittime o illegittime, diciamo, nel senso che possono essere tutte e 3 dei matrimoni, naturalmente non contemporanei, oppure sicuramente un matrimonio, quello con Marcusa de Gunale, che è il più famoso, il più celebrato, e poi delle altre unioni che rivelano che cosa? Che il povero Costantino, chiamiamolo così, aveva una preoccupazione. Qual è questa preoccupazione? Avere un erede. Perché? Perché la donna che lui sposa, che è quella appunto considerata la sua moglie ufficiale, regina, celebrata anche in altre fonti, Marcusa de Gunale, aveva già dei figli
che però provenivano da altra unione. E però appunto sarebbero questi i fratellastri di Gonnario. Mentre invece Gonnario era figlio sì di Costantino, ma di una certa Maria de' Tori o Dezzori, insomma le varianti anche qua ce n'è per tutti i gusti. Ora, se voi andate a guardare i vecchi lavori di tanti anche importanti studiosi, voi troverete quasi sempre scritto che Gonnario era figlio di Costantino di Marcusa del Gunale. Oppure addirittura, per tentare di conciliare i dati, era figlio di Marcusa del Gunale, detta anche Maria de' Arrubu e detta anche Maria de' Zori, cioè come se una persona potesse avere 3 nomi. Ora, era anche possibile un alias che ci potesse essere, ma addirittura 3 è un po' esagerato. Ma in realtà, se si vanno a guardare le fonti, e questo esercizio l'hanno fatto altri prima di me, e si fanno parlare le fonti, si nota che è lo stesso Gonnario a chiarire la questione, perché quando nel 1147 va a Monte Cassino andando verso la Terra Santa, fa una tappa a Monte Cassino, viene accolto con grandi onori, grande affetto dai monaci, e però i monaci con altrettanto affetto gli ricordano che i suoi predecessori avevano fatto delle donazioni all'ordine di San Benedetto, e quindi sarebbe stato molto opportuno confermare e rinnovare, no? E allora Gonnario nel 1147 emana un documento importantissimo in cui lui stesso dice che si rinnovava le donazioni e i privilegi che erano stati emanati, e comincia a praticamente ricostruire la sua ascendenza. E quando parla di Costantino dice: Costantino è la moglie di lui, Marcusa del Gunale, cioè come dire, non mia madre, la moglie di lui. Quindi distingue l'aspetto appunto della paternità e non fa cenno al fatto che Marcusa fosse la madre, perché appunto non lo era. Poi altre fonti chiariscono definitivamente, dicono sempre fonti del periodo di Gonnario, che la madre era appunto Maria de' Tori. Per cui non c'è nessun giallo, non c'è nessuna discussione. Gonnario era figlio di Costantino e di Maria de' Tori. Però probabilmente questa Maria de' Tori poteva avere dei problemi l'unione, diciamo, poteva avere dei problemi di legittimità, qualche problemino doveva avercelo, perché altrimenti non si spiega come Gonnario, ancora bambino, venga portato in un certo senso in esilio a Pisa, venga mandato portato al sicuro a Pisa. Per cui ci devono essere state, come spesso accadeva nel momento della successione, delle turbolenze, delle discussioni. Perché? Perché i giudicati seguivano, dal punto di vista della successione, un principio che era ereditario, cioè il figlio o la figlia primogenito o primogenita succedeva al padre. Addirittura il padre associava al trono il primogenito. Ma poi questa ascesa al trono doveva essere ratificata, doveva essere confermata da una specie di consiglio regio chiamato Corona de' Lugu, cioè i maiorales, i maggiorenti, cioè le personalità più importanti del regno, laiche ed ecclesiastiche, si riunivano in questo consesso chiamato Corona de' Lugu. Dobbiamo immaginare che avvenisse dove? Nella cattedrale. Quindi dobbiamo immaginare una cerimonia molto solenne e, diciamo, conferma, eleggevano, quindi era ereditario ed elettivo al tempo stesso. E quindi qualche, oggi diremmo qualche mal di pancia deve esserci stato, e delle famiglie potrebbero avere così messo in discussione la legittimità dei titoli di Gonnario a succedere a Costantino. E allora, tra vedere e non vedere,
i fedeli di Costantino pensano bene di portare al sicuro, di portare in salvo Gonnario a Pisa. Quindi Gonnario viene portato, ecco, questa è la fonte che vi dicevo, vedete, in sardo, in cui vedete un grassetto qua, in cui c'è una richiesta fatta all'arcivescovo, al giudice Gunnario dell'Arcon e a San Mamma Donna Maria de Turi. Vedete, proprio espressamente ricordata. Oltretutto, ancora una volta, una fonte cassinese, cioè una fonte monastica. Bene, quindi Gonnario, per evitare ogni sorpresa, viene portato a Pisa e cresce e si forma a Pisa. Quindi trascorre la sua parte dell'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza a Pisa, e dobbiamo immaginare che questa specie di, cosa vogliamo dire, un Erasmus di Gonnario a Pisa gli garantisce che cosa? Gli garantisce una formazione, potremmo dire, a tutto tondo, cioè una formazione culturale, e poi vedremo perché, una formazione cavalleresca, perché ricordiamoci che l'aristocrazia che regge, che governa, che regna nei giudicati è un'aristocrazia militare che deriva dai funzionari bizantini, quindi sono grandi proprietari fondiari che hanno però il controllo, il monopolio della violenza, delle armi, cioè esercitano proprio la giurisdizione in quanto detentori del potere militare. Quindi Gonnario cresce, si forma in un contesto cittadino, oltretutto in una delle città, potremmo dire, più potenti e in fortissima ascesa, vero, da tutti i punti di vista politici, culturali, economici, commerciali, religiosi. Insomma, Pisa era un po' il centro del mondo, di quel mondo tirrenico, mediterraneo, quindi importantissimo. Quindi acquisisce tutta una serie di rudimenti, tutta una serie di informazioni, di strumenti per essere un futuro re. E non solo, si sposa con Maria Ebriaci, che è figlio di Ugo Ebriaci, che è un personaggio importante nella Pisa del tempo, e tra l'altro questi Ebriaci parteciperanno anche alle crociate, quindi sono persone che, come tutti i pisani del tempo, o insomma quelli più benestanti del tempo, che viaggiavano, quindi avevano anche un'apertura mentale notevole, una conoscenza delle cose, del mondo. Quindi, diciamo, si crea questo forte legame tra Gonnario e la città di Pisa, le istituzioni di Pisa, quindi il comune di Pisa, l'opera di Santa Maria di Pisa, cioè l'ente che amministrava i beni della cattedrale, no? Avete presente in Piazza dei Miracoli, la cattedrale, il battistero e la torre pendente, vero? Quello. E in Sardegna l'opera di Santa Maria di Pisa avrà diciamo, tanti beni, tante proprietà, tante donazioni. Pensate che ancora oggi c'è un quartiere nella periferia di Sassari che si chiama Santa Maria di Pisa ed è esattamente l'eredità gonnariana, proprio il caso di dire, di una donazione fatta da Gonnario, proprio la prima donazione che fa Gonnario, cioè il vincolo, potremmo dire il debito, perché poi il problema dei rapporti dei giudici con Pisa e Genova è proprio questo, è una collaborazione, un'alleanza che però è anche, come si può dire, un'apertura di credito e quindi una cambiale, cioè i giudici hanno bisogno di Pisa e di Genova per varie ragioni e Pisa e i genovesi presentano il conto. Per esempio il conto che i genovesi presentano a Barisone, lo sapete bene, no? Quando appunto ha questa ambizione di diventare re di Sardegna, ipoteca praticamente tutte le entrate del giudicato d'Arborea. Il giudicato d'Arborea è sull'orlo dell'abisso, del tracollo, e poi invece, siccome i giudici di Arborea mostrano sempre di saper così fiutare il vento, paradossalmente è l'unico giudicato a salvarsi. È interessante appunto come la storia prenda delle pieghe
strane, diverse, no? E quindi anche la vicenda di Gonnario con Pisa ha questo valenza in questo senso, cioè Costantino, che aveva collaborato già con Pisa, addirittura aveva mandato il suo figliastro a partecipare a una crociata balearica ricordata in un poema, il Liber Maiorichinus, aveva dato proprio un contingente di sardi e addirittura il proprio figliastro, quindi non fa altro che affidarsi, non fa altro che continuare questo rapporto speciale che garantisce protezione in cambio di privilegi. Cioè i pisani cosa vogliono? Vogliono il privilegio di poter, oggi si parla di dazi, no? Di poter avere esenzioni fiscali. Poi i pisani erano molto interessati all'argento, quindi anche questi toponimi, no? L'Argentiera, il Monte d'Argento, sia nella Nurra, no? Nel Sassarese, sia qua nell'Oristanese, e poi diciamo che il botto lo fanno della Granadesca, il Sulcis, quando lì effettivamente l'argento lo trovano, mentre invece nel caso del giudicato di Torres e di Arborea alla fine è stata una illusione. Però diciamo che l'investimento che fanno i pisani è questo. I pisani avevano bisogno del grano, dell'orzo, del pellame, del formaggio, del sale, cioè di quei beni primari di cui appunto avevano grande necessità per una città in forte crescita e in un territorio, la Toscana, in cui avevano tanti concorrenti, vero? Lucca, Firenze, insomma, dovevano dividersi, come dire, combattere la concorrenza di tante altre potenze. Mentre invece la Sardegna, tutto sommato, aveva risorse in abbondanza, un'isola sottopopolata, poteva permettersi tranquillamente di donare o comunque mettere a disposizione tutta una serie di risorse. E quindi Gonnario trascorre un certo periodo a Pisa finché appunto è in età buona, adeguata per fare il rientro in Sardegna e poter finalmente esercitare il proprio ruolo di sovrano, di re. Ora, le notizie su quello che fa Gonnario in Sardegna, cioè non dobbiamo pensare a cose eclatanti. Che cosa fa un re nell'esercizio delle proprie funzioni? Garantisce innanzitutto che cosa? La pace, la giustizia, vero? Cioè è giudice anche nel senso proprio, potremmo dire, giudiziario. Ed infatti noi troviamo traccia della amministrazione della giustizia da parte di Gonnario in occasione di che cosa? Dei processi che si svolgevano, sapete, la tipica forma processuale della Sardegna dal tempo dei giudicati fino, potremmo dire, quasi ai giorni nostri, la corona. Abbiamo parlato poco fa della corona dell'Obu come consesso politico, però la corona era soprattutto il tribunale, e quindi il processo in corona era questo tribunale a livello di villaggio, ma non solo, perché si teneva anche a Sassari, quindi anche in contesti urbani, che prevedeva che appunto le parti dibattessero di fronte a un collegio formato da un numero variabile di giurati. Poi c'era il presidente del collegio, che poteva essere il giudice, poteva essere il curatore o un altro funzionario. E noi abbiamo la fortuna, grazie ai condages, di avere dei resoconti di questi processi, di questi kertos che si svolgevano nelle coronas. E alcune schede vedono protagonista Gonnario che rende giustizia, che ascolta le parti, distribuisce, diciamo, il proprio dispensa, insomma si comporta come un re. Dal re ci si aspetta che sia un re giusto, un signore giusto. E nelle fonti in cui si parla di Gonnario nell'esercizio delle sue funzioni di re, sapete come viene definito? Donnu bono, cioè un buon signore, un signore giusto. Donnu, dominus, bono. E questa
caratteristica della bontà, non nel senso in cui lo intendiamo noi, ma proprio del senso di giustizia, di equità nei confronti del popolo, perché lui è anche il difensore del popolo e dei più deboli. A lui si affidano i più deboli contro le prepotenze dei grandi, dei maiorales, i soprusi laici ed ecclesiastici. Ecco, quindi Connario, a giudicare da quello che dicono le fonti, i Condages e altre fonti, ha mostra di avere queste qualità. E addirittura di queste sue qualità finiscono per sentirne parlare anche un certo San Bernardo di Chiaravalle, e ne parla nella corrispondenza con il pontefice, che nel periodo in cui avvengono questi scambi epistolari è un pontefice che fa parte dello stesso ordine di San Bernardo di Chiaravalle, cioè cistercense. Quindi cominciano ad esserci queste non casuali coincidenze. Eugenio III, San Bernardo di Chiaravalle, poi c'è l'arcivescovo di Pisa che è ugualmente Baldovino, quello sì, che verrà dichiarato santo nel periodo medievale, ugualmente anche lui nell'ambito cistercense. Quindi cominciano a crearsi questi collegamenti. Bene, anche in queste lettere Connario viene definito bonus princeps, quindi un principe buono. Quindi comincia a farsi questa fama. Stiamo parlando di poche fonti, però rispetto al niente di tanti altri risalta, perché vuol dire che era degno di essere ricordato. Va bene? Ora, queste fonti, queste informazioni appunto ci vengono in prevalenza dai Condages, altre fonti così, sempre del periodo di Connario. Però se voi andate a guardare, a leggere, a cercare notizie su Connario, voi troverete tante altre notizie che sembrano quasi raccontare una storia diversa, a partire proprio dal fatto dell'origine familiare. Perché? Perché provengono da una cronaca scritta in un periodo successivo alla vita di Connario. Stiamo parlando della fine del 200, insomma, quindi un bel po' dopo, scritta in sardo. Questa cronaca si chiama, eccola qua, si chiama Libellus Iudicum Turritanorum, il libretto dei giudici di Torres. Quella che vedete è la nuovissima edizione che ha fatto Patrizia Serra, che è una filologa romanza dell'Università di Cagliari, una carissima collega, e in questa operetta, questa cronaca, vengono raccontate le vicende dei giudici di Torres, dalle origini del giudicato fino alla fine del giudicato, cioè alla morte di Adelasia. Va bene? Però questa cronaca ha, tra virgolette, un difetto, che non è contemporanea al periodo di cui stiamo parlando, e ha degli obiettivi, delle finalità, come tutte le fonti narrative, cronachistiche, hanno, diciamo, delle velature partigiane, nel senso di parte, quindi è parziale, partigiana, vuole difendere soprattutto i diritti della Chiesa di Roma, del papato, e su Connario dimostra di non essere perfettamente informata, tant'è vero che appunto dice due cose intanto appunto molto diverse da quelle che vi ho detto finora, cioè che Connario è figlio di Marcusa, invece sappiamo non esserlo, e poi che aveva dovuto affrontare l'ostilità di una famiglia nobile, di un casato aristocratico del giudicato di Torres, i De Azeni, va bene? E che quindi la fuga a Pisa fosse dovuta a questa ostilità, e che al rientro da Pisa Connario si fosse vendicato e avesse fatto una strage, con anche modi molto efferati, e questa strage, questa vendetta l'avrebbe
tanto colpito poi, mandato per così dire in crisi a livello di coscienza, che avrebbe maturato l'idea di fare un pellegrinaggio penitenziale e poi addirittura compiere questa scelta di farsi monaco. Quindi vedete che costruisce un percorso biografico narrativo che ha una sua coerenza, che però non corrisponde a quello che dicono le fonti, perché se noi vediamo per esempio i rapporti tra Gonnario e il casato dei De Azzenne nel periodo di Gonnario, cioè le fonti contemporanee, ci racconta tutta un'altra vicenda, cioè rapporti di collaborazione, addirittura apparentamenti, per cui bisogna sempre essere prudenti nell'accogliere queste ricostruzioni, soprattutto quando sono lontane dal periodo in cui si sono svolti i fatti. Solo che il vantaggio, per così dire, la comodità di questa cronaca che racconta anche in modo appunto, non dico letterario perché non è letteratura, però appunto con un filo narrativo, ha reso sempre molto comodo come dire tappare e riempire i buchi di informazioni delle fonti documentarie. Però diciamo che non è esattamente rigoroso, perché bisognerebbe separare appunto quelli che sono i dati contemporanei o comunque verificabili fino a un certo punto da quelle che sono le ricostruzioni successive e soprattutto legate magari ad altre finalità, il che non vuol dire che il libellus sia inaffidabile, ma va di volta in volta verificato. Va bene? Allora, appunto, alcuni elementi trovano conferma, altri elementi vengono clamorosamente smentiti, a partire appunto dalla questione della madre, della vera madre di Gonnario. Sappiamo che Gonnario ha avuto da Maria Ebriaci dei figli, uno di questi, Barisone, diventerà poi Barisone II il suo successore, e gli altri, i cosiddetti cadetti, i cosiddetti donnichellos, avranno delle altre sorti non meno importanti, poi lo vedremo. In particolare Pietro finisce per sposare una donnichella nel giudicato di Cagliari, diventa giudice di Cagliari. Poi arriva un certo Guglielmo di Cagliari, nonché marchese di Massa, che lo estromette, e quindi Pietro deve fare il ritorno nel giudicato di Torres, e qua ci sono legate tutta una serie di cose. Però appunto queste vicende sono vicende complesse, complicate, intricate, non è sempre facile seguire tutti i fili. Proviamo allora ad andare avanti da Pisa. Immaginiamoci appunto il rientro in pompa magna del giudicato di Torres. Dobbiamo immaginare l'insediamento di Gonnario, una cerimonia magari nella cattedrale di San Gavino, o anche ad Ardara, perché poi la grande capitale del giudicato di Torres diventa Ardara. Pensate alla chiesa di Nostra Signora del Regno, che è il regno di Torres appunto. La costruzione del palazzo di fronte a quella che a tutti gli effetti era la cattedrale, perché era la concattedrale della diocesi di Bisargio. Viene costruito un palazzo che poi con la fine del giudicato verrà trasformato in castello dai Doria, e ancora oggi si vedono dei pezzi di questo palazzo. Va bene? Poi proprio il libellus attribuisce a Gonnario una iniziativa militare, cioè la costruzione del castello di Goceano, il castello di Burgos. Ora, noi non abbiamo nessuna prova che questo sia realmente accaduto, cioè nessun documento del periodo di Gonnario, e neanche dal punto di vista archeologico si possono, trovare delle conferme, perché oltretutto il castello di Burgos ha conosciuto anche una storia successiva. Sapete bene che Mariano di Arborea, prima di diventare giudice, diventa signore di Goceano, e proprio lì a Burgos sostanzialmente amplia
il castello e costruisce il borgo nuovo, suburbio di Gorciero, per cui non è importante, non è essenziale capire se effettivamente sia avvenuto così, però sicuramente i pisani danno una grossa mano a Gonnario nel prendere, diciamo, in mano il giudicato, nel governarlo, nel controllarlo militarmente, cioè sicuramente gli danno una grossa mano, va bene? E Gonnario per questo motivo deve essere generoso, deve remunerare, deve in un certo senso risarcire i pisani, va bene? E allora ecco che il primo atto, potremmo dire solenne, di Gonnario è una donazione del 1131 compiuta probabilmente, anzi quasi sicuramente a Pisa, cioè ancora non è rientrato in Sardegna. Quella che vedete è la chiesa, no? con la torre pendente di Pisa, vero? Santa Maria. Questo documento è arcinoto, è stato pubblicato già da Pasquale Tola nel Codex diplomatico in Sardegna, ma io qua vi propongo l'edizione più recente, quella fatta da Bianca Fadda, che è una paleografa dell'Università di Cagliari, nella rivista Archivio Storico Sardo, che è online, potete tranquillamente scaricare, vedere tutto quello che volete, e in questa donazione, con questa donazione Gonnario appunto dota la chiesa di Santa Maria di Pisa di tutta una serie di terreni, con non soltanto i terreni ma anche le strutture produttive, il bestiame e i servi. Quindi è una bella e cospicua donazione che riguarda proprio le zone nella periferia di Sassari, la zona della Lurra, e non è un caso perché lì c'erano le saline e lì potenzialmente c'era un monte, l'Argentiera, lo sappiamo ancora oggi, vero? Quindi i pisani probabilmente quando hanno formalizzato questa donazione potrebbero anche aver suggerito ci piacerebbe avere una donazione in questa zona piuttosto che in quest'altra, non sappiamo mai ma ci fosse a monte di queste donazioni. Questa è la pergamena che si conserva negli archivi pisani. Che cos'ha di fantastico, di molto importante questa pergamena? Che alla fine, vedete questa riga, è riportata la firma autografa di Gonnario. Eccola qua. È la sottoscrizione, il proprio pugno, potremmo dire, in nomine Domini Amen, ego iudice Gunnari scripsi. Questo sì che è una rarità, è una delle pochissime firme autografe e dimostra che, per quanto ci possa far sorridere, no? Sembra una calligrafia un po' incerta, un po' traballante, ma Gonnario nel 1131 era in grado di firmare, e questo lo attesta il professor Ettore Cau, che è stato insigne paleografo diplomatista dell'Università di Pavia, ma come potete immaginare di origini sarde, di lontane origini sarde, originario di Borore, se non sbaglio, fino a qualche anno fa insegnava, adesso è in pensione, ma ha lasciato degli studi fondamentali. E questo lavoro sui documenti sardi lo trovate all'interno di una pubblicazione dell'ISTAR, dell'Istituto Storico Arborense, quindi basta andare nel sito dell'ISTAR e potete scaricare questo lavoro. Va bene? Bene. E allora, nella sua vicenda, potremmo dire politica istituzionale, Gonnario non fa altro che regnare, occuparsi quindi degli affari del giudicato, incrementa le donazioni, controlla, stipula
stipula alleanze e partecipa anche a un avvenimento che è ricordato nel Condaglio di Santa Maria di Bonarcado, un raro evento, oggi lo chiameremo un summit, un vertice di tutti i giudici, dove lo fanno a Bonarcado, e lui è tra questi. Dovevano decidere su alcune questioni del giudicato di Gallura, che era insomma in uno stato abbastanza confusionario, e Gonario partecipa a questo vertice, potremmo dire, intergiudicale. E probabilmente proprio in questo contesto, siamo negli anni 1146-1147, lui diciamo, matura l'idea di fare questo pellegrinaggio in Terra Santa, considerando che prima di lui c'erano già state delle personalità del giudicato di Torres, e non solo il giudicato di Torres, che avevano fatto questo viaggio, per cui non è il primo. E appunto questo itinerario, che doveva essere molto impegnativo, indubbiamente, doveva comportare più spostamenti, vero? Dalla Sardegna alla penisola, e poi il porto in genere era il porto di Brindisi per prendere poi la via della Terra Santa. Ecco, in questi spostamenti Gonario sarebbe entrato in contatto con San Bernardo di Chiaravalle, che tenta di persuadere Gonario, tenta di guadagnare Gonario alla propria causa, perché probabilmente intravede o capisce che Gonario è comunque pervaso da una spiritualità, da uno spirito diverso rispetto ad altri cavalieri, sovrani, principi del tempo, e questo ce lo raccontano le fonti cistercensi, le fonti cistercensi però del periodo di Gonario, quindi ancora una volta fonti contemporanee agli eventi. Noi non sappiamo precisamente il luogo, le modalità, però sappiamo che questo incontro è sicuramente avvenuto. Oltretutto Gonario probabilmente è stato portato a fare questa scelta poi clamorosa di farsi monaco dal fatto di essere anche rientrato dal pellegrinaggio in Terra Santa, il che, se volete, è ancora più straordinario, perché doveva essere un viaggio pericolosissimo. Quindi dovete immaginare il viaggio per mare, per terra, e poi l'incolumità di fronte a tanti pericoli che potevano anche essere affrontati nella Terra Santa stessa. Tant'è vero che vi erano degli ordini, vero, preposti alla difesa, all'assistenza dei pellegrini, vero, gli ordini monastico-cavallereschi. Per cui, insomma, le fonti non ci consentono di entrare nell'intimità, diciamo, realmente capire fino a che punto e quale fosse il travaglio interiore che a un certo punto porta però Gonario a fare questa scelta. Qualcuno ha anche ipotizzato che potesse essere stata la morte prematura della moglie, Maria Ebriaci, anche perché il nome della moglie viene iscritto nell'obituario, cioè nel libro dei morti dell'abbazia di Monte Cassino. Nel necrologio cassinese c'è scritto Maria Turritanorum Regina, cioè regina dei Turritani, cioè appunto Maria la moglie di Gonario. Quindi può darsi che questo possa averlo portato a una crisi, a una défaillance, non saprei neanche io come dire, sto anche banalizzando, ma quello che conta è che lui arriva a questa scelta, che è quella di lasciare il regno terreno per quello celeste. Lo dicono proprio espressamente le fonti coeve, e lo dice anche il Libellus. Quindi a un certo punto noi abbiamo una coincidenza tra l'informazione che ci danno le fonti contemporanee a Gonario e anche il Libellus di Turritanorum.
e soprattutto ci dice una cosa, che è vero che Gonnario abbandona il trono, però prima di abbandonare il trono, il giudicato, la Sardegna, sistema le cose e dice, nomina, passa lo scettro al figlio primogenito Barisone, che diventa nuovo giudice di Torres, e però dà ai figli, assegna ai figli delle curatorias, cioè dei distretti, che sono dei cosiddetti appannaggi, cioè i figli cadetti vengono gratificati con la concessione sono delle concessioni quasi signorili, nel senso che il re, il giudice Barisone, continua a essere l'autorità anche in quei distretti, anche in quegli appannaggi, però a titolo vitalizio Pietro, Zoccor e Comita hanno il governo speciale su dei territori, e questo è molto importante perché è una modalità che ritroviamo anche qualche secolo dopo in Arborea, con Ugone II, vero, che lascerà poi lo scettro a Pietro III e però darà a Mariano e a Giovanni degli appannaggi, dei distretti, sia in Arborea, nel senso storico, che nell'Ogudono, tra cui, vi ricordate appunto il Goceano, abbiamo quel meraviglioso dipinto nella cattedrale di Ottana, ovvero il politico di Ottana, che raffigura proprio Mariano Donnichelli, cioè non ancora giudice, va bene, che esercita le sue funzioni di signore di quell'appannaggio. Ecco, 2 secoli prima, potremmo dire, già nel giudicato di Torres c'è questa modalità, ed è una modalità, badate bene, quella dell'assegnazione delle curatorias, che doveva riguardare anche le donnichellas, nel senso dell'assegnazione di territori in dote. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando queste donnichellas poi si sposavano con, per esempio, il marchese Malaspina, o il signore Doria, o il conte di Capraia, insomma, la figura aristocratica eminente, poi questi, nel momento in cui il giudicato crolla o va in crisi, si ritrovano ad essere signori non soltanto dei beni, diciamo, di proprietà, ma proprio di territori. E che cosa fanno per, come dire, cementare, per elevare ancora di più il proprio potere? Costruiscono dei castelli. Cioè, quando noi abbiamo la fine dei giudicati, per esempio in quello di Torres, non è un caso che i Malaspina, che è uno dei casi che conosco meglio, costruiscono il castello di Bosa, ma non è soltanto il castello di Bosa, è il castello di Bosa con la Planargia, la Costa de Andes, va bene? Oppure il castello di Osilo, ma non è solo il castello di Osilo, è la curatoria di Montes, la curatoria di Coros, la curatoria di Figurines. Quindi, siccome a Monte c'erano stati proprio dei matrimoni con le donnichellas, cioè con le figlie, ecco che capiamo che queste curatorias erano sostanzialmente delle basi per la costruzione di un potere che diciamo è sottoposto, deve essere sottomesso a quello dell'autorità centrale, ma nel momento in cui l'autorità centrale non c'è più, può diventare la base per una nuova forma di autorità, che è quella signorile. Questo non accade quando va via Gonnario. Perché? Perché Barisone diventa nuovo giudice, sarà un giudice anche lui importante, va bene, e oltretutto però Barisone disattenderà la politica del padre. Perché? Perché Gonnario, quando appunto matura l'idea di abbracciare l'ordine cistercense e farsi addirittura monaco, prima ancora di partire per la Francia, per Clairvaux, che cosa fa? Fonda un monastero in Sardegna, il famoso monastero nei pressi di Sindia, il monastero di Cabuambas, va bene? E di questo parlano ugualmente le fonti contemporanee. Però gli archeologi ci dicono una cosa, che questa struttura, questo insediamento di Sindia, delle campagne di Sindia,
sembra non essere stato portato a termine, cioè sembra, loro lo chiamano un cantiere interrotto. Qual è, secondo voi, la ragione di questa interruzione? Cioè, finché c'era Bonnario, che aveva fortemente voluto questa fondazione, i lavori, per così dire, l'appalto, il finanziamento, l'investimento è stato fatto ed è partito. Nel momento in cui Bonnario parte, va via, forse il suo successore, Barisone, forse non è poi così convinto. Perché c'è questo dubbio? Perché Barisone non agevolerà per niente i cistercensi, cioè disattenderà la politica del padre, e forse appunto il cantiere rimane interrotto, un po' come succede quando ci sono passaggi, no? Nella politica da una coalizione all'altra, che c'è una sorta di boicottaggio vero dei programmi e degli investimenti di chi è venuto prima, di chi c'era prima. Ma più che altro quello che fa pensare è che Barisone, che a sua volta si sposa e avrà dei figli, non darà ai propri figli, e tantomeno al primogenito, il nome del padre, Bonnario. No, il nome Bonnario sparisce. Nessun discendente dei giudici di Torres verrà mai più chiamato Bonnario. E allora la domanda è: non viene più usato questo nome perché c'è una sorta di forma di rispetto, di venerazione, come dire, di Bonnario ce n'è uno, non ci si può azzardare, o invece al contrario è una specie di damnatio memoria, come dire, Bonnario, ma quello che ha lasciato tutto, che se n'è andato, che ha lasciato il giudicato in disordine, poi non è vero. Ma questo per dire che la scelta di abbandonare il potere, che a noi può sembrare una scelta coraggiosa, una scelta nobile, in quel tempo non era assolutamente considerata nobile, ma era considerata un segno di viltà, vero? Di debolezza. Quindi c'è questa ipotesi che la scelta di Bonnario possa essere stata percepita dai contemporanei, dai turritani, dalle popolazioni o dai ceti, dalle elite, dai ceti dirigenti del giudicato di Torres come qualcosa di non opportuno, comunque di criticabile. Ed ecco che appunto il nome Bonnario non compare più, i cistercensi vengono messi da parte e una politica favorevole ai cistercensi si avrà con un giudice ulteriormente successivo, il giudice Comita. E infatti non è un caso che sia Bonnario che Comita sono ricordati nelle fonti cistercensi, negli archivi proprio, nei manoscritti cistercensi, come dei benemeriti, come dei benefattori dell'ordine. Quindi fa riflettere. Per cui, come dire, la scelta di Bonnario segna un momento, diciamo uno spartiacque. Inizia un'altra vicenda, che è la vicenda all'interno del monastero di Clairvaux. Non sappiamo molto, sappiamo però che insomma conduce una parte consistente della propria vita all'interno del monastero, e sappiamo che viene sepolto presso la porta dell'oratorio di Clairvaux. E questo è importantissimo perché era un privilegio riservato soltanto a re e principi. Quindi conferma il fatto che stiamo parlando di un re, stiamo parlando di una figura di spicco. Ci sono anche dei progetti legati a una sorta di itinerario didattico per andare a visitare i luoghi di Bonnario, compreso appunto la visita a Clairvaux. Poi diciamo, le vicende storiche successive hanno anche alterato i contesti, quindi l'idea di cercare le spoglie di Bonnario insomma potrebbe essere un'idea peregrina. Però è importante questo fatto. Negli anni a venire, o meglio nei secoli a venire, all'interno dell'ordine cistercense la figura di Bonnario viene esaltata, viene studiata, viene
raccontata e viene anche reinventata. Siamo nel 600, siamo in un periodo di controriforma, c'è la necessità di cercare di ravvivare, come dire, rafforzare la fede, di contrastare, vero, gli avversari della fede cattolica, e quindi si cercano figure emblematiche, degli esempi, e quello di Gonario era un esempio sicuramente utile, e quindi i testi cistercensi del 600 raccontano di un Gonario penitente che si sottoponeva veramente a delle privazioni, raccontando anche dei dettagli raccapriccianti che però non hanno nessuna come dire, nessuna controprova nelle fonti medievali. Cioè le fonti medievali cistercensi ci raccontano semplicemente di questa figura pia, sicuramente esemplare, di una scelta di vita appunto ammirevole, ma non parlano mai di santità, mentre invece nel 600 comincia ad affermarsi questa figura di Gonario beato, tanto da essere rappresentato in una galleria di santi cistercensi, con anche queste sembianze che sono sembianze standard. Qua c'è scritto Beatus Gumarus, va bene? Questo è San Bernardo, praticamente tutti i santi dell'ordine cistercense in questa galleria di ritratti seicenteschi sono tutti uguali, quindi quando mi si chiede ma com'era Gonario? Non lo sappiamo, certamente non erano queste o meglio, probabilmente la conciatura doveva rispettare questi standard, però sostanzialmente è una raffigurazione appunto standard di maniera. Queste pubblicazioni cistercensi del 600 vengono si diffondono anche tra i dotti in Sardegna nel 600 e nel 700, e quindi si comincia a conoscere anche questa seconda vicenda di Gonario santo. Però non esiste un culto popolare, cioè non esiste un San Gonario, non si è mai in nessun modo diffuso un culto di Gonario. E neanche a farla apposta, sempre nel 600, quando in Sardegna si sviluppa la lotta tra Sassari e Cagliari per il primato ecclesiastico, no? La ricerca dei corpi santi, e si cerca di come dire, documentare l'antichità della sede, il prestigio della propria sede arcivescovile, e quindi si riscopre anche la storia della diocesi e dei giudicati. Ecco che l'arcivescovo di Torres o di Sassari, per meglio dire, commissiona una galleria di ritratti dei giudici. E sono i giudici di Torres, però raffigurati con fogge appunto del 600, non hanno nulla a che vedere con l'abbigliamento del Medioevo. Insomma, ci sono giudici storicamente documentati, altri assolutamente inventati, oltretutto con degli aggettivi così di fantasia, Costantino il Crudele, insomma ci sono delle invenzioni, qualcuno li ha chiamati i falsi di Torres, bellissimo, perché fa il verso e falsi della Morea. Però c'è un elemento quasi da giallo tra tutti questi giudici. Indovinate chi manca? Gonario. Perché non c'è Gonario? E torniamo al solito discorso. È un caso oppure volutamente? Non avrebbe senso, perché anzi il veicolo di fede sarebbe stato utilissimo. Fatto sta che non c'è, quindi noi non abbiamo nessuna immagine. E per chiudere, quello che appassiona molto soprattutto gli abitanti di Sarule e di Orani è la connessione con il santuario di Nostra Signora di Montegonare. Perché? Perché Montegonare è facile, è il monte di Gonario, non c'è dubbio. Se non fosse che il toponimo Gonare c'è in varie parti della Sardegna, c'è nella provincia di Cagliari, c'è in Gallura, c'è nella provincia di Sassari, c'è un po' dappertutto, e non è detto che sia legato al nostro Gonario.
E oltretutto questo non è il santuario, non è la chiesa di San Gonario, ma è una chiesa intitolata alla Madonna, quindi è un santuario mariano. E le fonti più antiche su questo, i riferimenti più antichi che ho trovato su questo santuario sono del 500, quindi siamo in una fase molto tarda, non contemporanea in nessun modo al Gonario. Ne parla Giovanni Francesco Fara. Però vedete che Francesco De Vico, dovremmo dire, che scrive questa sua storia della Sardegna siamo nel 1639, quindi siamo nello stesso periodo di quei ritratti, parla del santuario di Nostra Signora del suo Monte Gonare, e dice che il nome che il nome di questo monte, vedete qua, esse il nome di questo monte Gunare, del qual toma nombre la Iglesia, la cual se dice Nuestra Signora de Gunare, que es el renombre de la sangre o linaje de los excelentísimos jueces o reyes de Torres Antiguos. Quindi De Vico insinua che appunto il nome di Monte Gonare avesse a che fare con Gonario. Quindi a partire forse appunto da questo periodo del 600 cominciano a diffondersi delle leggende che questa chiesa potesse essere stata fondata proprio da Gonario, e si diffonde una leggenda. Le leggende popolari sono popolari fino a un certo punto, perché in genere chi veicola delle storie, dei racconti, sono comunque i dotti, magari i preti, gli ecclesiastici, comunque chi aveva anche delle fonti a cui attingere per ispirarsi, va bene? E allora tra i gozos, le novene, insomma, che venivano recitate, che ancora oggi vengono recitate, una del 1891, vedete che oltre alle lodi alla Vergine Santissima, a un certo punto qua dice: Reina la tua esaltata, sopra ad ogni gerarchia, Ave Virgine Maria, de Gonare titolata. Su Durritano Gonario, l'assesi di monumento, questo tempio provamento del suo voto anniversario, di fattesi di disvario, de tempesta inaspettata. Ecco, sta insinuando che Gonario abbia fatto questo tempio per essere stato, come diciamo, voto di ringraziamento, per essere stato salvato da una tempesta. Ed ecco che allora la leggenda comincia a formarsi. Gonario stava tornando dal pellegrinaggio in Terra Santa, il mare era in tempesta, lui si appella alla Madonna e promette che se si fosse salvato da questa tempesta avrebbe eretto un tempio in onore della Madonna nel primo punto che gli fosse apparso all'orizzonte. Guarda un po' che cosa gli appare all'orizzonte, lo dobbiamo immaginare arrivando da est, gli appare sul Ponte Gonare, dove va a fondare questo santuario. È chiaramente un'invenzione non confermata da alcuna fonte né documentaria né materiale, però è importante. Chi se ne fa veicolo di questa leggenda? Lei, Grazia Deledda. È Grazia Deledda che in una rivista Natura ed Arte pubblica i suoi Contos de Vovile, va bene? E parla proprio della leggenda di Gonare. E quindi siamo già sostanzialmente nei primi del Novecento, quindi quella che sembra una leggenda antichissima, perlomeno al momento, non va oltre il 1891. Questa novena, questo libretto si conserva alla Biblioteca Universitaria di Sassari. Ce n'è una anche del 1865, sempre novena di Sarule e Orani, ma non c'è questo riferimento alla tempesta, per cui il 1891 per ora è il limite. A me dispiace perché appunto sono in contatto con il sindaco di Sarule che vuole organizzare, ovviamente, e io dovrò dare questa ferale notizia. Probabilmente Gonario
a Sarule e Orani, forse, per quanto sia Sarule che Orani facevano parte del territorio del giudicato di Toros, quindi non è assurdo che possa aver, diciamo, visitato quei luoghi, ma che abbia edificato in onore della Vergine Santissima come ringraziamento per essersi salvato dal mare in tempesta, forse questo è un po' troppo. E vi ringrazio per... Grazie Alessandro, molto molto interessante. Ci sono delle domande? Giorgio? Sì. Un attimo di silenzio ancora per cortesia. Una domanda riguardava il santuario di Montegonare e la risposta è già stata data da parte, la domanda era di Anna Lado. Gavino Ossini chiede invece: cosa si sa dei fratellastri di Gonnario, figli di Costantino e Marcusa, quindi presumo eredi legittimi del giudicato per diritto di precedenza alla successione, non gli sono sopravvissuti? Allora, entrambi sono ben attestati, sia Saltaro, perché qua sull'accento c'è un po' di certezza. Saltaro è quello che partecipa alla crociata balearica, quindi addirittura potremmo dire gode di gloria, di fama anche prima di Gonnario. L'altro è Comita de Gunale, che porta il cognome materno e compare diverse volte come testimone negli atti, nelle coronas che vengono celebrate nel giudicato. Quindi potremmo dire che c'è un buon rapporto, il che conferma il fatto che queste frizioni relative all'ascesa al trono di Gonnario non ci siano state, o se ci sono state poi appianate. Che poi fossero loro i legittimi per linea di discendenza, i legittimi eredi, è tutto da dimostrare, perché intanto c'era la questione del sangue e del sangue paterno, che è appunto da Costantino a Maria Rezzori, a Gonnario. E oltretutto i giudici talvolta, quando ne abbiamo anche la prova, corroboravano questo diritto consuetudinario successorio con anche delle scritture in cui mettevano appunto per iscritto e chiarivano per filo e per segno quali dovessero essere tutte le eventualità nel caso dovesse premorire uno o una delle designate al trono. Il caso più famoso è il testamento sempre di Gone II di Arborea, è un documento ricchissimo, e siccome Gone aveva diversi tra figli e figlie, per ognuno c'è scritto ben indicato a che cosa avrebbero avuto accesso, ma erano ben definiti tutti i casi di premorienza, di precedenza e di deferenza e rispetto nei confronti del primogenito o del secondogenito, insomma, in linea diciamo verticale e anche orizzontale. Grazie. Un po' sintetici, che se no ci mandano via. Nel ringraziarla per la bella relazione, all'inizio lei ha parlato e ha messo come fossero due sinonimi re e giudice. Ora, io, abituato alla vecchia storia di Alberto Boscolo, dunque ritorno a 60 anni fa,
Non mi ricordo che parlando forse del più glorioso, no? Perché siamo a Turistano, dei giudicati è senz'altro quello di Arborea, gli altri l'hanno vissuto in modo molto effimero la loro importanza storica. Ecco, il termine rex non compare, c'è sempre iudices, per cui questo volersi prendere un abito che non è. Quando nasce questo misterioso passaggio tra la storia mia antica e la storia vostra moderna? Non vorrei che noi siamo anche la patria della più sciagurata storia della glorificazione del giudicato, che sono le carte di Arborea. No. Fortunatamente Appunto per quello, è tutta un'altra, è tutta un'altra storia, siamo no, allora, in realtà l'ho accennato, però è una cosa molto complessa e molto lunga, però in sintesi. E lì infatti mi ha detto che Barbarossa aveva dato. In sintesi succede questo, che fino al XIII secolo, in tutti e quattro i giudicati, i giudici fanno un uso, potremmo dire, alternano no, nessun abuso, non è abuso, il titolo di re lo attribuiscono ai giudici anche interlocutori esterni, quindi non sono loro che dicono, insomma, io sono, che si pavoneggiano, che ambiscono. Altra cosa è il titolo di re di Sardegna, quello è un altro settore ancora, ma sono gli stessi interlocutori a definire i giudici re. Addirittura nel giudicato di Torres il titolo di giudice era superiore a quello di re. Voglio dire questo, che quando il giudice era in carica associava al trono il figlio primogenito. Il figlio primogenito aveva il titolo di re. Il figlio primogenito, quindi il successore, mentre il titolo più alto e più importante era quello di giudice, quindi la sostanza era esattamente la stessa. Cosa succede? Che nel XIII secolo 3 giudicati su 4 spariscono, rimane quello di Arborea. I giudici di Arborea smettono di usare il titolo di re. Quelli che insistono a chiamarli re non sono i giudici, sono gli storici, compresi alcuni storici contemporanei, che insistono a parlare di Mariano, re di Arborea, quando Mariano usa sempre il titolo di giudice, che non è una diminuzione, è esattamente una questione di sostanza. Cioè la carica di giudice aveva un suo peso specifico, aveva una sua importanza che prescinde dalla nostra visione, cioè è una visione distorta della storiografia. I contemporanei questo problema non ce l'avevano e non ce l'hanno neanche gli storici del diritto. Ci sono fior di storici del diritto, Ennio Cortese, ci sono manuali di diritto che non hanno niente a che vedere con la Sardegna e con le polemiche sarde, che quando parlano dei giudicati e parlano dei giudici, dicono giudici, regni, e lo dicono perché? Perché è nelle carte, cioè noi dobbiamo ragionare sui documenti, non possiamo immaginare o fantasticare, per cui non c'è nessuna volontà di sopravvalutare o di sottovalutare, semplicemente a un certo punto c'è una stagione nella quale non viene più usato il termine, e oltretutto i giudici di Arborea si interfacciano con il re d'Aragona, che è il re di Sardegna, per cui sarebbe stato un controsenso, ma infatti convivono. Il giudice Arborea è vassallo, che è una condizione onorevole, non disonorevole, è onorevolissima, va bene, finché Mariano non decide di rompere il patto. E quella è tutta un'altra storia, ma il giudice ha il titolo di giudice ha una sua dignità, che è quella regia, nel senso di un potere comunque sovrano, riconosciuto anche fuori. Grazie. Bene, vi ringrazio tutti per la vostra presenza. L'appuntamento è per venerdì prossimo. Avremo Migali Ape, Un amore impossibile fra servi. La professoressa Rappetti
venerdì 21 febbraio, sempre alle 17:30 qui. Grazie.